Ben ritrovati cari amici di Baldo TV, come ogni lunedì sera alle 20:45, ormai avviene da diverso tempo, andrà in onda proprio la puntata, una nuova puntata di Bel Tempo si spera. Vi avevamo promesso anche in questo lunedì sera un ospite d'eccezione, un ospite veramente importante sotto diciamo il profilo meteorologico. Lui è un previsore meteo, o meglio un fisico meteorologo di Meteo in Veneto, dell'associazione Meteo in Veneto, ha lavorato anche ad ARPAV e ha vinto anche il premio come miglior meteorologo dell'anno, appunto dell'anno che ci ha appena preceduto, quindi nell'anno 2020. Veramente un grandissimo onore averlo con noi, perché lui è veramente un personaggio, una figura importante, c'è sempre solo da imparare, trasmette proprio passione nel diciamo determinare anche la scienza della meteorologia, nell'anche entrare nel vivo, proprio nella comunicazione anche interattiva. Lo presentiamo subito, lui è Paolo Frontero. Eccolo qui. Buonasera Buonasera, Paolo. ciao Riccardo, tanto ti ringrazio della tua endorsement, della tua presentazione eccessiva perché troppi meriti, e sono veramente felice comunque di partecipare a questo meeting, questa trasmissione, questa TV Valdo. Molto molto interessante, Valdo TV, e che posso apprezzare sempre più, e grazie anche alla tua magica presenza, perché tu sei meteorologo veramente tanto quanto lo sono io. Le tue previsioni sono fantastiche, dettagliate, e veramente sono io onorato di partecipare a questa trasmissione e di avere te appunto come interlocutore validissimo. Quindi ringrazio e spero che questa sera, parlando di meteorologia, possiamo essere più che mai attrattivi per i nostri telespettatori e i nostri amici appassionati di meteorologia. Guarda Paolo, hai detto molto bene, hai citato subito i nostri telespettatori. Io quindi colgo l'opportunità per chiedere a tutti coloro che ci stanno seguendo di poterci inviare degli interrogativi, in modo che anche Paolo poi possa rispondere in modo pratico attraverso dei commenti specifici e mirati. Tanto vedo già dei commenti di saluto, quindi io colgo l'occasione per salutare tutti voi. Vedo Flavio e vedevo anche diciamo Lucas che ci saluta. Grazie per la vostra presenza. Aggiungo anche alla presentazione che mi hai fatto, anche ringraziandoti per le belle parole che hai appena usato nei miei riguardi, aggiungo che sei anche meteorologo AMPRO dell'associazione Meteo in Veneto, perché è giusto specificare anche proprio l'associazione a cui tu fai riferimento. Allora Paolo, Certo. entrando subito nel vivo della trasmissione, della rubrica, questa sera tu ci hai portato diverse tematiche e soprattutto dei confronti anche abbastanza chiari su quello che è avvenuto diciamo nel periodo che ci ha appena preceduto e quello che ci aspetta anche nei prossimi giorni dal punto di vista meteorologico. Ci vuoi spiegare un po' l'aria fredda che ci ha appunto interessato, questa eruzione fredda anche abbastanza incisiva, quanto freddo ha portato sul nostro territorio e soprattutto cosa ci aspetta anche nei prossimi giorni? Bene, allora sì, grazie Riccardo. Intanto inquadriamo appunto la situazione meteorologica. Questa ondata di aria molto fredda, ecco, il Berliner Wetterkarte, che è diciamo quello che battezza la nomenclatura dei tipi di masse d'aria, ha nominato la massa d'aria che abbiamo avuto, che ha interessato i Balcani in primis e anche la nostra zona, come massa d'aria
continentale artica, in parte anche artica solo, quindi perché abbiamo avuto una componente sia da nord che da nord-est. Noi sappiamo appunto che il maggior freddo che arriva sulle nostre zone è proprio questo tipo d'aria, anzi addirittura quella che arriva anche proprio continentale dalla Siberia, quindi è il freddo maggiore che può interessare la nostra zona. E non è appunto quando abbiamo le situazioni concorrenti settentrionali, che in quel caso invece le Alpi riescono a proteggerci un po', ma noi siamo vulnerabili verso il nord-est, lo sappiamo bene, chi vive a Trieste poi lo sa, Bora chiara, Bora scura, secondo appunto se si forma o no il minimo depressionario, e quindi ecco, questa è la tipologia di massa d'aria che ci ha interessato, e sto analizzando adesso gli ultimi dati. I giorni più freddi, perlomeno appunto nel Veronese, ma penso anche nel resto del Veneto, dell'inverno si sono proprio avuti il 13 e il 14. Ad esempio a Bosco di Nuova, 1000 metri, 1050, abbiamo avuto meno 8,9, che è una temperatura veramente alquanto bassa per la stagione, quindi siamo sui 6-7 gradi inferiori alla norma. Nel Veronese abbiamo avuto temperature in pianura nel centro storico sui meno 3, meno 4, fuori anche meno 6, meno 7 nella periferia. E comunque abbiamo visto anche le mappe di ARPA Veneto, valori appunto fino a meno 7 in pianura molto molto bassi, che ormai possiamo dirlo, diciamo, saranno quelli memorizzati come valori più bassi di questa stagione invernale 2020-2021. Comunque qui adesso, se riusciamo a far vedere, ecco, vi ho portato alcune slide in cui si vede proprio l'ondata fredda che ci ha interessato. Ecco, in alto a sinistra vedete che queste sono intanto le temperature a 1500 metri, quindi è l'850 hectopascal. Nella prima in alto a sinistra si vede quella che ci è interessato, l'isoterma di 0 gradi a 1500 metri è la linea di separazione tra l'area quella verde e quella azzurrina, andando verso azzurro blu fino al viola. Dove c'è il viola, temperature a 1500 metri di meno 20 gradi, quindi siamo nella Russia, quindi valori molto molto bassi, mentre qui siamo compresi tra i meno 4 e i meno 10 a 1500 metri. Ecco, questa è ormai, diciamo, è quasi storia passata, quella di oggi alle 00. In quella in basso a destra, e vedete simboleggiate anche da queste freccine rosse, la situazione che ci sarà prevista, questa qui dal ICMWF, uno dei modelli europei, vanto, ecco, della meteorologia appunto europea, anche se adesso il centro sarà trasferito in parte a Bologna e in parte in Germania, e queste mappe del Centro Meteorologico Europeo fa vedere che per il giorno 21-22, quindi siamo la prossima settimana in indizio, una situazione proprio opposta, diametralmente opposta a quella che ci ha interessato fino adesso. Vediamo proprio questa struttura, poi la vedremo meglio anche attraverso le mappe del geopotenziale e delle isobre. Questa struttura proprio una cupola di valori termici nettamente opposta a quella precedente. Qui abbiamo valori, vedete, sui più 10, più 12 gradi a 1500 metri, quindi se facciamo conto grosso modo, anche essendo molto larghi, di 0,6-0,7, abbiamo temperatura al suolo sui 15 gradi. Ed è quello che dovremmo aspettarci, poi potremmo commentare, come temperature all'inizio lunedì, martedì, mercoledì della prossima settimana. Quindi veramente valori proprio opposti a quelli che abbiamo avuto fino adesso. D'altronde era una anormalità quella che abbiamo avuto adesso, come però sarà anche anormalità quella dell'inizio della prossima settimana. Qui adesso allora abbiamo visto adesso
abbiamo fotografato le temperature a 850 ettopascal. Vediamo adesso le anomalie che praticamente dicono la stessa cosa in quella successiva. Ecco, qui vedete la stessa cosa in alto a destra, le anomalie attuali praticamente. Abbiamo dei valori anche 7-8 gradi, qui si intravede un po' la parte, l'Italia, eccetera, c'è quel violetto, vuol dire 8 gradi di più a 1500 metri rispetto alla media del periodo. In basso a sinistra vedete la caratteristica anomalia positiva dei primi della prossima settimana e siamo a 8 gradi ma di più della media, quindi vedete proprio questa, nel giro di 7-8 giorni, 10, abbiamo questa diciamo bilanciamento, questo possiamo cambio dire, di tendenza, questo cambio di tendenza. E come era anomala la situazione precedente, altrettanto anomala sarà quella che ci interessa. Adesso ovviamente gli effetti in pianura saranno più attenuati, però purtroppo per le zone montane, l'innevamento eccetera, oltre all'attenzione doverosa, ecco, per quello che va in montagna, perché ovviamente con questo aumento vistoso, questo trend che già da mercoledì inizierà in maniera massiccia, la stabilità del manto nevoso subirà appunto un contraccolpo notevole, quindi attenzione a rischio di valanghe. So che siamo tutti desiderosi di andare in montagna, di vedere la neve, però vedete anche persone esperte in questi giorni hanno perso la vita perché appunto l'ammontare, lo spessore della neve è molto elevato, gli sbalzi termici altrettanto, il consolidamento del manto nevoso non è così, ci vuole anche il tempo perché il cristallino, il cristallo appunto di neve cambi la sua morfologia eccetera e sia strutturato agli altri, legato, e quindi ecco perché di questi problemi. Adesso se possiamo vedere anche, interrompermi pure Riccardo se vuoi fare degli interventi. No, io volevo solamente chiederti, prima di passare diciamo al proseguo insomma della tua spiegazione, io volevo chiederti anche e soprattutto per fare un po' di chiarezza, perché sì, i mass media, l'informazione anche in TV danno a volte delle diciamo informazioni bravo. molto gonfiate e poco veritiere. Anche poco fa in un noto TG, ovviamente che emetto il nome per ovvie ragioni, ho sentito appunto parlare di Burian. Ciò che è arrivato è stato il Burian o il Buran, a seconda di come lo vogliono chiamare determinati giornalisti. Il freddo che abbiamo diciamo subito, che ci ha appunto interessato in questi ultimi giorni, si può definire vento di Burian, cioè praticamente aria fredda legata a un'eruzione che ha portato il Burian sul nostro territorio? Allora, questo qui è già una diatriba iniziata anche gli anni scorsi. Allora, il Burian, originalmente un vento che c'è nella Siberia, proprio l'estremo nord-est della Russia, quindi è impossibile che sia la stessa origine. Quindi, diciamo, non può da là venire, attraversare 10.000 chilometri appunto per arrivare fino qui, quindi non è lo stesso, insomma. Ovviamente, siccome fa molto folklore chiamarlo Burian, ormai è entrato nel lessico normale, però appunto io mi ricordo quando ho studiato i primi libri storici, il Vercelli, l'area del Vercelli, eccetera, che c'era solamente la bora scura e la bora chiara, era vento appunto, era massa d'aria che arrivava appunto dalla Russia, fredda continentale, e tutto lì, insomma. Poi ovviamente per il folklore ha voluto dare questo appellativo, ma in realtà in maniera originale il Burian è proprio quello che si trova appunto nella zona nel nord-est, proprio quasi vicino all'Asia, insomma quella parte, quindi non ha nulla a che fare, da lì vabbè è stato trasferito qui, però non è lo stesso tipo di massa d'aria. Ripeto, questa massa d'aria, adesso qui non posso farvi vedere lo schema, è una massa d'aria che è venuta da nord-est e praticamente appunto è un'area appunto artica, continentale artica, quindi
proprio dall'Artico, nella parte quella dove ci sono tutte le varie steppe, eccetera, eccetera, quindi state prese da lì, però vedete appunto è partito da quella zona, non è che sia partito dall'altra parte della Russia, quindi dalla parte più orientale, insomma. Quindi appunto certo. sfatiamo. Purtroppo è una di quelle cose, un po' come la bomba d'acqua, è come quelle cose che sono entrate bomba d'acqua, ormai non lo toglierai più purtroppo, perché entra Certo, nel firmamento, probabilmente anche del nubifragio, e anche perché la cronaca parla sempre di bomba d'acqua, hai capito? E come fai a certo. togliere lo stesso lì? Poi A ripeto, hai toccato un confutare questa tasto molto cosa. utile, perché mentre le nostre ecco, hai toccato un tasto, e questo vorrei ribadirlo appunto attraverso sia Certo, l'amico prego, prego. presidente appunto di Meteo in Veneto, altre situazioni, Triverio, eccetera. Noi come associazioni abbiamo una estrema cautela, precisione nel formulare le previsioni, anche in questo caso di possibili nevicate, eccetera, eccetera, e abbiamo sempre detto, diciamo sempre con prudenza, sapete che le previsioni oltre 3-4 giorni, specialmente quando ci sono dei transienti come l'aria fredda, eccetera, situazioni molto volubili e variabili, siamo molto cauti, un po' tutti, mentre altri, anche a livello nazionale, per i cosiddetti siti a chiappa click, parlavano di big storm, snowstorm sulla pianura padana, coperti Milano, coperti qua, e vedete, persone, mi dispiace dire anche autorevoli, però non so, probabilmente un discorso economico e cioè vanno al di là di quello che è la scienza, di quello che è la cosa oggettiva. Noi fortunatamente abbiamo adottato questa linea che, diciamo, non ci farà fare, diciamo, questi scenari così apocalittici, quindi che attirano, perché adesso è sempre la notizia esasperata che attira, c'è poco da fare, però siamo fedeli all'osservazione, alla previsione meteorologica rigorosa, e quella appunto la più scientifica, aderente alla realtà. Sappiamo benissimo come funzionano i modelli, ci sono appunto delle situazioni che non si possono assolutamente 20 giorni prima e un mese prima prevedere, anche il discorso del famoso strat warming, cioè l'analisi del riscaldamento della stratosfera ai fini di previsioni di raffreddamento nella troposfera, che è la parte più bassa dove avvengono i principali fenomeni, lascia il tempo che trova, perché è vero che c'è una connessione, ma non sappiamo esattamente dove avverrà questo raffreddamento a seguito del riscaldamento stratosferico. E poi vi dico una cosa, ma io ci ho lavorato al centro meteorologico di Reading, ci sono i centri appunto ad Offenbach in Germania, ma vuoi che questi centri non tengano conto nelle loro previsioni a media scadenza di questi effetti stratosferici, che tengono conto anche dell'evento solare? Cioè, quindi il discorso è questo, per carità, nei vari siti nei vari blog, dove si parla di queste diciamo riscaldamenti stratosferici, è molto bello, diciamo, fare ragionamenti, quello sarà, per carità, è anche istruttivo, però non illudiamoci che queste valutazioni possono essere veritiere, e quindi diciamo sapere che fra 15 giorni dopo uno star warming ci sarà un raffreddamento in quella zona, in quell'altra, quindi è Certo. possibile che sia un raffreddamento, ma non sappiamo né dove né quando, ecco, quindi Sì, le zone, cioè diciamo che non sappiamo le zone che verranno coinvolte, che nemmeno verranno coinvolte. la Bravo, tempistica di quando un eventuale raffreddamento certo. avverrà. Anche, Io ho anche, visto dei commenti prima di un nostro, ecco qui, Lorenzo. Intanto volevo ringraziare anche Mattia, Luca e tutti gli altri che ci hanno salutato, Ivana, eccetera. Grazie mille per essere con noi. Lorenzo ci chiede quanto potrà avere durata l'anticiclone in arrivo. Ecco Paolo, benissimo, già in perfetto. Allora, parte lo hai spiegato. sì, sì, se Cosa... riesci, caro Riccardo, a mettere, Sì, far vedere quella situazione media, adesso la spiego un attimo, dove si vede l'anticiclone, in cui
vediamo se riusciamo. No, un po' prima, beh, anche questa, però l'ho commentata. Ecco, Eccola qua. perfetto. Allora, che cos'è innanzitutto questa? Questa qui si riferisce intanto, diciamo, qual è il centro. Il centro è sempre quello di Reading, l'ICMWF, che è quello appunto europeo. Probabilmente lo sanno, però possiamo chiarire per i nostri videoascoltatori. Due sono i principali centri, quello americano, che praticamente è quello che ha fatto da padrone fino a poco tempo fa, GFS, e questo qui Global europeo Focus System, sì. è appunto, e questo europeo, l'ICMWF, che diciamo è migliorato tantissimo. Io mi ricordo, sono andato negli anni 80 e c'era 85 così, e lo skill, il punteggio della previsione a 3 giorni era attorno al 70%, adesso siamo quasi al 90%, ecco, per dirvi il miglioramento, perché è uno tra i migliori, ovviamente magari non in tutte le situazioni, ma in gran parte, diciamo è quello che io personalmente utilizzo maggiormente. Ecco, diciamo che è quello più performante, statisticamente è quello perfetto. più performante. Questo qui cos'è? È questa mappa che vediamo, è una mappa delle anomalie a 500 hectopascal. Cosa vuol dire anomalie? Vuol dire la differenza tra quello che sarà, diciamo, il geopotenziale, chiamiamo la pressione, alle quote di circa 5.000 metri rispetto a la media del periodo. E qui vediamo addirittura questo, oltre questa anomalia, questa mappa si riferisce al periodo, non so se si vede appunto, che va dal 16 febbraio, quindi da domani, fino al 21 febbraio, un valore medio, però è riassuntivo di come saranno i campi a quell'altezza. Sappiamo che il geopotenziale, o se volete appunto l'altezza della 500 hectopascal, dove si trova la pressione di 500 pascal, è il campo dove viaggiano le perturbazioni, viaggiano i sistemi diciamo perturbati e non alta e bassa pressione. Ecco, vedete che qui abbiamo una cupola cosiddetta anticiclonica che durerà, e quindi rispondiamo al nostro ascoltatore, praticamente tutta la settimana fino al 21, ma abbiamo visto anche oltre, quindi senz'altro abbiamo perlomeno 10 giorni di alta pressione e di progressivo aumento di temperatura. Perché c'è l'aumento di temperatura? Perché quando c'è l'alta pressione c'è uno schiacciamento verso il basso e c'è un effetto appunto termodinamico per cui si scaldano appunto gli strati più bassi. Purtroppo portano anche diciamo a situazioni di inquinamento, però per il momento abbiamo avuto una buona aria diciamo pulita e diciamo ci vorrà un po' di tempo per inquinarla. Sì, quindi mi dicevi è proprio questo processo dell'alta pressione che tende quindi a schiacciare dall'alto verso il basso diciamo l'aria, quindi da quello che si può intuire almeno inizialmente condizioni di inversione termica alle basse quote, giusto? Di inversione sì, infatti questa settimana sarà caratterizzata da situazioni di inversione termica, specialmente da metà settimana, quindi ci sarà un ritorno di banchi nebbiosi. Ovviamente siamo in febbraio, quindi non sono così persistenti come nel periodo di gennaio e dicembre, però potranno dare qualche disturbo durante le ore notturne. E poi l'altro elemento non sarà diciamo proprio soleggiato al 100%, ma saremo, poi lo vedremo poi nel metogramma, saremo interessati da passaggi di nubi alte e stratificate, quindi avremo un po' di nubi alte e poi anche basse dovute a qualche banco di nebbia, specialmente ecco non nelle isole calore cittadine, dove la sappiamo che la nebbia diciamo perlomeno nelle ore centrali è molto difficile trovarla, insomma, ecco. Certo. Infatti quindi poi diciamo anche un aumento dell'umidità relativa e gli strati bassi dell'atmosfera. Bravissimo. Infatti un'altra caratteristica di questa massa d'aria qui, all'inizio abbiamo avuto delle umidità relative abbastanza
relativamente bassa, è sotto il 50%. Adesso però cosa succede? Poi potremo vederlo anche nell'immagine successiva, se riesci a metterla quella. Sì, intanto che si carica l'immagine, Eccola, benissimo, abbiamo un altro perfetto. commento da parte di Lorenzo che ci dice, anche se comunque è un commento un po', diciamo, che viaggia sull'ipotesi, sul campo dell'ipotesi, lui ci dice, come spesso accade, ci si può aspettare anche un colpo di coda invernale anche dopo giorni miti, vero? Beh, certo, Paolo, cosa ti senti dire? Certamente, bravo. Allora, si chiama Lorenzo, di questa sua attenzione, perché effettivamente è proprio tipico del periodo, specialmente il periodo di marzo. Infatti marzo pazzerello, sappiamo, diciamo, è un appellativo giusto, perché marzo è un raccordo, è un mese di raccordo dal punto di vista climatologico tra Di l'inverno e la transizione, sì. primavera. E quindi ecco che può subire delle variazioni termiche anche abbastanza vistose, e quindi siamo abituati anche in passato, adesso guardando un po' diciamo gli annali appunto annuali degli anni scorsi, vedere sempre qualche incursione fredda. Il vantaggio però di essere a marzo è che queste incursioni sono di pochi giorni, 2 o 3 giorni. Vedete anche l'attuale incursione fredda che abbiamo avuto sembrava che durasse chissà quanto. In realtà, diciamo, è durata, diciamo, complessivamente, parlo adesso limitatamente al Veneto, sui 5 giorni, ecco, perché è iniziata giovedì scorso, diciamo venerdì, sabato, domenica, oggi siamo lunedì, quindi le temperature, poi vedremo meglio, inizieranno le minime ad essere sopra zero già da mercoledì, quindi 5-6 giorni, quindi vedete che già non è tantissimo. Le incursioni fredde di marzo saranno ancora più limitate, quindi rispondendo, sintetizzando, sì, potranno esserci, però di breve durata, se ci saranno. Ecco, quindi teniamo presente che c'è sempre l'effetto di cambiamenti climatici. Noi registriamo un aumento di temperatura a livello planetario di circa 0,1 gradi ogni 10 anni, quindi veramente sembrano pochi, ma in realtà sono parecchi. E l'area mediterranea addirittura e l'area alpina di 0,3 gradi ogni 10 anni. Quindi cosa voglio dire questo? Che andando anche verso i mesi anche primaverili e anche quelli estivi, questo si fa sentire, quindi a maggior motivo, poi lo vediamo anche nelle anomalie, nel senso che sì, adesso noi abbiamo avuto queste incursioni, però dobbiamo vedere il dato medio, e il dato medio, sapete che lo scorso anno, il 2020, a livello planetario è stato il secondo anno più caldo, quindi il rank, la posizione termica, di anomalie termiche di questi ultimi anni è tutta ravvicinata. Vuol dire che purtroppo il riscaldamento globale continua, con tutti gli effetti che poi ne riparleremo, ritroviamo in estate, e non solo in estate, con l'aumento degli eventi estremi e di situazioni, diciamo, critiche. Perché questo? Perché ovviamente essendo più calda l'atmosfera, anche gli stessi fenomeni, maggiore energia presente per per attivare fenomeni temporaleschi, uragani, gli stessi cicloni, che una volta non si aveva, e purtroppo è un leitmotiv che dovremmo abituarci ad avere eventi estremi in un senso e nell'altro, sia di tipo precipitativo, quindi precipitazioni molto intense però concentrate, e sia, e questo è peggio secondo me, sia come periodi siccitosi e onde calde, le famose heat wave, che ogni anno, e qui siamo sicuri, anche quest'anno, ci interessano pesantemente. Di lì la mia maggior preoccupazione è proprio lì, perché noi possiamo affermare al 100% che anche quest'estate avremo appunto dei valori notevolmente fuori norma, insomma. Come ho fatto adesso, qui non l'ho portato, una statistica del
le del temperature, numero sì. di temperature a Verona, Villafranca, oltre 30 gradi, siamo passati negli anni 70, c'era in una stagione i giorni con numero di giorni con temperature oltre massime di 30 gradi oltre circa una ventina. Adesso, l'anno scorso, la cosa è triplicata, abbiamo 60 giorni in cui in estate le massime sono superiori ai 30 gradi, e è aumentato poi anche i giorni in cui la temperatura è oltre 35 gradi. Quindi, e questo è veramente molto pericoloso, perché sapete cosa vuol dire per gli anziani, ma per tutti, il disagio fisiologico. Quindi vedete, purtroppo questi estremi, perché quando arriva l'anticiclone, quello dall'Africa, eccetera, in estate, sapete che cosa significa, insomma. Quindi Certo. noi Diciamo è avremo... che è una sorta di estremizzazione climatica, Bravo, racchiudendolo in una perfetto, parola. estremizzazione climatica, degli eventi tutti più estremizzati, appunto, e questo dovremmo abituarci, perché adesso sono stati appunto fatti bellissimi lavori anche sugli uragani che ci capitano ogni estate, che ci capiteranno a Venezia e non solo a Venezia, e lì sono veri e propri trombe d'aria e situazioni diciamo i tornado, ho sbagliato prima, intendevo tornado, che interessano Downburst. Downburst. Ho fatto un lavoro recentemente che anche lì appunto, siccome sono anche CTU del Tribunale di Verona, e anche lì appunto bisogna stare attenti, perché i downburst hanno la stessa intensità, a volte se non superiore ai tornado, però quando c'è un evento del genere tutti chiamano tornado. È un evento che c'è stato appunto ancora 3 anni fa, è stato di notte e tutti quanti tornado o trombe d'aria, ecco, che è la stessa cosa, ricordo trombe d'aria, Certo. tornado è la stessa cosa. E in realtà però poi, analizzando i dati, erano, come hai detto te, downburst, che ricordo i nostri telespettatori è il vento di discesa, un temporale molto forte che poi termina con l'impatto appunto sul terreno come venti lineari che arrivano anche oltre 100 km all'ora, quindi i danni li fanno lo stesso, solo che mentre il downburst è un vento di discesa, il tornado invece, o tromba d'aria invece, è un movimento di ascesa, perché c'è proprio un risucchio che è dovuto al cumulonembo nella corrente ascensionale più calda, che è tipica appunto dei cumulonembi, che sono una macchina termica potentissima. Bravissimo. Paolo, hai spiegato in modo, devo dire, molto efficiente il tutto. Mi dicevi però che hai degli altri grafici da metterci, Sì, diciamo, ce all'attenzione, n'è da porci all'attenzione. un altro. Meteogrammi, parlavi Sì, e di c'è un altro ensemble. Sì, intanto che quello successivo che l'hai fatto vedere, perfetto. Questo qui vedete che richiama un po' quello precedente, però che cos'è questo? Questa qui è la sovrapposizione tra i venti a 200 hectopascal. 200 hectopascal, siamo proprio vicino alla stratosfera, quindi siamo a circa quasi 8.000-9.000 metri di quota, quindi molto molto da quella più bassa. Quindi siamo su quello che vengono detti in gergo i jet stream. C'è il jet stream polare e quello appunto quello subtropicale. Questo qui è quello polare, quello che diciamo muove tutte le perturbazioni, quelle diciamo dell'aria dell'emisfero nord, e quindi il flusso atlantico, dove le aree più rosse, vedete, sono venti che arrivano anche fino a 150-200 km all'ora, molto intensi, e vedete, ecco, e questo è quello previsto per il 21 febbraio. Vedete che la nostra zona è affrancata, quello che si diceva prima, da venti forti, anche con le quote lì, quindi una zona appunto di stazionalità dei venti, mentre i venti più forti sono proprio nel nord Europa, e lì le perturbazioni seguono quel percorso proprio ad omega, vedete, e quindi non ci interesseranno. Quindi questa, diciamo, aumenta
l'attendibilità della previsione fatta prima, quindi anche a livello di jet stream, cioè quindi di correnti a getto, abbiamo questa indicazione, diciamo, molto interessante che ci conferma che sulla nostra zona avremo questa stabilità. Ecco, c'è un'altra Certo. successiva, vediamo se Sì, se riusciamo a quella, ecco, trasmetterla. Eccola se qui. riusciamo a trasmetterla, Perfetto. sì, complimenti. Ah, questo qui è un nuovo prodotto molto interessante, adesso non voglio tagliare i nostri amici, però è un modo molto utile, adesso dico due paroline, insomma, che si chiama Certo. Ensemble. Allora, l'ensemble che cos'è? In due parole molto sintetiche, insomma, spero. Allora, le previsioni numeriche vengono fatte con le cosiddette condizioni iniziali, cioè condizioni iniziali, quindi cosa vuol dire? Vuol dire temperatura, umidità, eccetera, in un certo grigliato. E queste condizioni iniziali vengono immesse nei calcolatori, vengono sono queste le variabili che entrano in equazioni differenziali e derivate prime molto complesse che esistevano già nel secolo scorso, però di cui non avevamo la potenza di calcolo, e alla fine esce il prodotto finito. Che cos'è? È la previsione della temperatura, umidità, vento, eccetera, in un grigliato particolare, questo in soldoni il modello. Orbene, mentre fino a pochi anni fa si faceva una situazione iniziale, un stato iniziale delle variabili e si vedeva un unico stato finale, ultimamente si è pensato a un ensemble, cioè ensemble vuol dire insieme. Si fanno 50, in questo caso questo del centro di Redi, 50 piccole perturbazioni. Cosa vuol dire? Si cambia le variabili ad hoc di poco, ma la temperatura invece dell'analisi iniziale, invece di essere, non so, di 10 gradi in un punto del grigliato dell'Atlantico, la mettiamo 11 gradi, variamo di poco, così gli altri parametri, e vediamo cosa succede nello stato finale. Allora, tanto più, diciamo, lo stato finale sarà vicino a quello, saranno vicini questi scenari tra loro, e quindi vedete qui in alto, vediamo ad esempio, c'è questo andamento della temperatura a 850 hectopascal. Ecco, vedete, qui magari si distingue poco, però ci sono tutti i vari membri, cioè, quindi ci sono tutti i vari scenari di andamento che possono essere vicini alla riga rossa principale, che è quello, il controllo, il valore medio. Ecco, tanto più sono vicini, tanto più sarà la previsione attendibile. Quindi, in sintesi, qui vediamo l'aumento della temperatura un po' di tutti i membri, vedete da oggi, progressivamente fino, abbiamo 12 gradi questo è centrato sul punto di griglia di Verona, ma va bene anche per Vicenza, Treviso, eccetera, grosso modo, non sono grosse variazioni. Arriviamo fino all'inizio della prossima settimana, che abbiamo 12 gradi a 1500 metri, quando ne avevamo ieri meno 8, meno 9. Ecco. In fondo, in basso, c'è quello che ha un comportamento analogo della geopotenziale 500 hectopascal. Ecco. Quindi vedete, il modo di fare le previsioni adesso è proprio di vedere nei vari punti di griglia come evolvono i vari parametri, in particolare la temperatura 850, in mezzo c'è la possibilità, nel grafico in mezzo, di precipitazioni che è molto scarsa, però dà qualche segnale tra mercoledì e giovedì, perché sembrerebbe passare la coda di una perturbazione. E quindi vedete, questo si chiama, c'è anche scritto l'insieme sono 50 membri, piccole perturbazioni, che è una nuova tecnica, ecco, di previsione molto redditizia, perché fa vedere anche gli scenari. Ad esempio, giorni fa, ancora prima dell'ondata di freddo, c'erano alcuni scenari che davano freddo, però alcuni che non davano temperature così basse. Poi man mano che ci avviciniamo, vedete anche qui che il grafico è unito all'inizio, quindi i primi 3-4 giorni, ecco, quindi che è la zona più attendibile. C'è quella successiva, credo che questa è più semplice ecco, questo qui invece è un prodotto di MeteoBlue che è sempre risultato, quei metogrammi che vediamo,
è il risultato in chiaro dei vari modelli, ce ne sono diversi anche qui, su un certo punto di griglia che ho preso di Verona, ecco vedete qui appunto che conferma quello che che si era detto, vedete le temperature, siamo ancora, parlo di Verona quindi una zona urbana, quindi non all'aperto, abbiamo temperature minime ancora -2, -1 fino a martedì. Ovviamente in aperta campagna siamo ancora -3, -4. Poi da mercoledì vedete le temperature aumentano fino ad andare verso venerdì sabato che abbiamo sugli 11-12 gradi. E vedete anche sotto, è molto interessante, il modello traduce la nuvolosità, è molto utile per il meteorologo per vedere la nuvolosità, quelle aree grigie a diversa altezza rappresentano, sulla destra si vede anche la scala 1, 5, 3, 14 km d'altezza, si vede, prima parlavo delle nubi alte stratificate, perché le nubi alte stratificate? Perché c'è lo scorrimento o avvezione di aria calda da sud-ovest, e quindi questa velatura che ci sarà. E sotto sono nubi invece, come vi dicevo sempre, da possibili nebbie o banchi di nebbia che sono sollevate. Vedete anche verso giovedì, venerdì, quel segnale, c'è un istogramma di possibile precipitazione. Ovviamente questi meteogrammi vanno interpretati così, ci vuole sempre la presenza del meteorologo che guarda anche gli altri, perché questo è l'uscito del modello, però ce ne sono altri che magari diciamo differiscono, però diciamo è una buona indicazione. Poi, Molto bene, Paolo. Volevi aggiungere qualcos'altro? non so se ce n'è un'altra, ma penso che Sì. siano finite. Non lo so, adesso vediamo se c'è un'altra. Comunque direi ecco che la situazione, ecco, per facendo un po' la sintesi, perché poi è una situazione stabile, temperature in aumento e a fine settimana valori superiori alla norma, appunto di anche 3, 4, 5 gradi, quindi verso sabato, domenica, ma specialmente lunedì ancora. E quindi direi questa fase per il momento, ecco, altre ondate di freddo non ce ne sono, però come si parlava prima con l'amico che è Con intervenuto, Lorenzo, sì. Lorenzo, è possibile che magari a metà mese ci sia qualche diciamo interferenza, qualche tra parentesi andiamo anche verso un periodo, se ci fosse caldo e poi qualche infiltrazione fredda, con i primi temporali che non sono infrequenti, insomma, anche se siamo a marzo, insomma, anche se saremo a marzo. Ricordo poi tra parentesi che fra 15 giorni inizia col 1° marzo la primavera meteorologica, perché quella invece Astronomica, sì. inizierà appunto il 21 con il solstizio, l'equinozio di primavera. L'equinozio di primavera, sì. Allora, Paolo, sarai anche d'accordo con me che generalmente, diciamo che non è così matematico, non è sempre, diciamo, così scontato, però diciamo che quando abbiamo delle irruzioni di correnti di aria calda o comunque l'elevazione di un anticiclone, di un periodo statico dal punto di vista meteorologico e quindi anche stabile, in determinate situazioni, almeno d'inverno, abbiamo però in Nord America un aspetto, diciamo, completamente differente, quindi una condizione meteorologica che va ad essere anche sovvertita. Infatti noi nel Nord America, proprio in questo periodo che fino al mese scorso vedeva delle temperature anche molto superiori alla media, adesso invece stiamo vivendo veramente delle pesanti eruzioni di aria fredda con gelo anche piuttosto incisivo. Vuoi anche spiegare perché questo tipo di situazione ha, diciamo, dei paralleli a volte, e quindi quando lì abbiamo delle condizioni di alta pressione, di clima mite, qui magari alle latitudini più basse abbiamo condizioni di instabilità o di tempo perturbato e di clima freddo, oppure viceversa, come anche in questo caso invece Certo. abbiamo una condizione di alta pressione come territorio, diciamo, veneto, come
Europa centrale, invece in Nord America abbiamo un'irruzione di aria fredda. È tutto dipeso dal vortice polare, dall'andamento del vortice polare, giusto? E dipende dall'andamento del vortice polare. Viene da dire una cosa, però, ecco, facciamo una premessa. Prima abbiamo parlato Sì. di Jetstream e noi abbiamo visto un pezzo limitato di Jetstream relativo all'Europa, però dobbiamo pensare che a circa 8.000-9.000 metri c'è proprio un serpentone che è il Jetstream completo, quello ad esempio quello polare, e poi c'è quello subpolare, che viaggia in maniera proprio, sono delle onde che viaggiano attorno al globo, sia all'emisfero sud e all'emisfero nord, cioè l'emisfero nord e l'emisfero sud nell'altra, con gli anticicloni, i cicloni appunto in senso inverso. Limitiamoci Sì. all'emisfero nord. Queste onde si chiamano onde planetarie o onde di Rossby, sono legate alla circolazione generale dell'atmosfera che diciamo è un modo per compensare il freddo che c'è ai poli con il caldo che c'è all'equatore, e se in un'atmosfera stabile in cui non ci fossero queste onde, il polo nord sarebbe sempre più freddo e l'equatore sempre più caldo. Ecco, queste diciamo compensano questo un trasferimento di calore appunto dall'equatore ai poli e viceversa. Ecco, però queste onde che si possono contare, allora quando ci sono, ad esempio, normalmente ci sono 4-5 onde, dipende, però possono esserci anche 7, 8, 10, quindi vuol dire che siamo in una situazione molto dinamica quando ci sono queste onde. Limitiamoci comunque a un numero di onde 5-6. Cosa vuol dire il numero di onde? Vuol dire che c'è un'ansa meridiana che va da sud verso nord lungo i meridiani, e questo sarebbe l'equivalente del famoso alta pressione. Dove c'è invece l'onda discendente, cioè la concavità verso il basso, abbiamo appunto aria fredda che viene dal nord, quindi questo trasferimento meridiano è un po' quello che è avvenuto in questi giorni. Ecco, quindi quando negli Stati Uniti, ad esempio, abbiamo un'onda fredda, di contraltare, noi qui abbiamo un'onda calda, quindi e viceversa. E questo è il fattore dinamico. Ovviamente il discorso del freddo negli Stati Uniti è dovuto anche al fatto che c'è la situazione del Canada, c'è la Groenlandia, c'è appunto una zona, c'è una discesa più immediata e senza nessun blocco da parte appunto di orografie diciamo perpendicolari al flusso come può Catene essere montuose, sì, le sì. Alpi, per cui New York che a catene montuose, che New York si trova alle altitudini, mi sembra come Napoli, però vedete in questi giorni, cioè lì la neve è assicurata ogni inverno, ecco, per dire, lì proprio è un discorso, ecco, quindi noi al nord siamo fortunati, ecco, siamo sfortunati per il fatto che magari non si vede spesso a chi ama la neve, però ovviamente se non ci fosse l'arco alpino avremo un clima decisamente, parlo d'inverno, molto più rigido, con maggiori occasioni delle nevicate. Prova non è appunto che E in soprattutto Germania... Paolo, correggimi se sbaglio, avremo anche degli sbalzi termici molto più repentini, perché comunque Certo, appunto si la fa da... presenza della catena montuosa come le Alpi Certo, attutisce addolcisce anche tutto, il clima. e no, mi viene in mente una cosa, adesso non voglio adesso Dimmi parlare male, pure. per carità. No, mi viene in mente le Alpi perché cose di 30 anni fa, e quindi però c'erano ovviamente non ne faccio una critica così, però c'era una non conoscenza e c'erano alcuni siti meteorologici ufficiali, proprio ufficiali, che Sì. quando io avevo 15 anni, quindi mi ricordo che dicevano che ovviamente aspettavo, come tutti quelli che amano la neve, le nevicate, eccetera, e quando c'era una perturbazione da nord, proprio dritta da nord, avevo già capito appunto che da noi non faceva niente, perlomeno se non subito dopo il crinale, e purtroppo le previsioni ufficiali davano nevicate
anche in pianura al nord, proprio, e quindi quando invece qui da noi c'era poi il fen alla fine, ecco, quindi si limitava e sono andati avanti Eravamo in una parecchio prima. situazione di sottovento, sì. Ecco, perché non avevano ancora capito di questo sottovento, oppure magari c'erano persone che facevano le previsioni che non erano del nord, e quindi magari pensavano, perché anche adesso appunto indubbiamente, non so quando ci sono quelle situazioni forti da nord, a Vipiteno, Sterzing, tedesco, eccetera, ci sono dei travalichi appunto della perturbazione, può nevicare cose da poco, diciamo lì sotto, però poi si ferma il tutto, insomma, Diciamo quindi che è chiamato anche il muro del Föhn, che il muro arriva del fino perfetto, ad un perfetto. determinato punto e al Determinato. di sotto di quello poi hai condizioni di favonio, Certo, quindi di infatti, sottovento. infatti. Tornando comunque al discorso delle Alpi, dopo questa digressione, ecco, purtroppo Sì. il rovescio della medaglia, siamo protetti, d'altronde anche molte città sono state diciamo costruite proprio perché protette dalle Alpi. Purtroppo quel periodo industriale, l'industrializzazione ha portato all'immissione di che tutte le sorgenti inquinanti sono bloccate in Valpadana, perché è chiusa praticamente a tre quarti, è aperta solo verso est. È aperta solo verso est, parlo per inquinamento, però anche quando è aperta verso est, io quando sono stato in Alpo facevo studi di meteorologia ambientale, uno pensa alla circolazione normale, sapete che da ovest verso est, è d'accordo, però se guardate la direzione del vento media nelle città della pianura padana, specialmente quella orientale, quindi Verona, Vicenza, Venezia, uno pensa il vento, normalmente la circolazione da ovest, il vento risultante da ovest. Invece no, il vento prevalente è da est. Quindi cosa vuol dire? Significa che purtroppo c'è un tappo anche lì. È da est perché? Perché quando in estate le brezze portano appunto vento da est, le brezze quelle differenziali continentali e marine, quindi per di giorno appunto si riscaldano i pendii, la pianura padana, quindi ecco che il vento dall'Alto Adriatico risale e quindi vento da est. E d'inverno, quando ci sono le situazioni, c'è una depressione che avanza, eccetera, noi abbiamo appunto il vento da est, sud-est, quindi vedete che abbiamo questo tappo qui. Quindi il vento da ovest c'è solo quando c'è una situazione o di feno, o di venti in estate, qualcosina, un po' di più quando c'è un temporale, quindi alla fine la pianura padana anche da noi è chiusa in tutte le quattro direzioni, insomma, quindi nelle situazioni anticicloniche, quelle stabili giorno dopo giorno, c'è un incremento degli inquinanti che restano confinati proprio ai bassi livelli. Si chiama boundary layer, cioè quello strato di 1500 metri dove le concentrazioni inquinanti è veramente elevata e porta a valori di PM10 molto consistenti. Adesso anche in questi giorni qui scusate, avremo un aumento degli inquinanti. Fino adesso siamo stati graziati dall'aria pulita, nei prossimi giorni avremo valori in aumento, magari non raggiungeremo picchi elevatissimi, però appunto come dicevi te Riccardo, con le inversioni termiche e la stazionarietà dell'aria, ecco che avremo questi effetti di maggior inquinamento. Allora, Paolo, innanzitutto vedevo dei commenti, tra l'altro è spiccato anche, devo dire, molto anche in modo eloquente il commento di Marco Rabito, che è presidente appunto della nostra associazione Meteo in Veneto, dove appunto ti fa in questo caso le congratulazioni per l'enorme competenza e disponibilità a mettere appunto a disposizione la tua conoscenza a tutti. Aggiunge anche che la modellistica numerica solo anche 15 anni fa faticava a leggere con sufficiente precisione il riparo orografico dell'arco alpino. Si intende per entrambi i sensi, lui dice, sta con flussi, sia con flussi meridionali che anche con, diciamo, flussi mediamente settentrionali, quindi contrapposti. Quindi parla proprio anche di questo aspetto legato anche alla compressione adiabatica
e quindi capace anche di limare la discesa di correnti fredde quando appunto l'affluenza della ventilazione appunto Certo, certo. arriva da nord. Quindi grazie Marco per questo Ecco. tuo intervento. Ringrazio anch'io Marco, che ricorda essere presidente di Meteo in Veneto, e abbiamo noi tutti la fortuna di avere un meteorologo così di alto livello che è veramente da tenerselo stretto, perché ho trovato una persona, oltre appunto dal punto di vista di doti umane e da un'esperienza meteorologica veramente unica nel proprio genere, perché veramente non è facile unire appunto l'esperienza teorica all'esperienza, anche la conoscenza del territorio, perché ricordo sempre che è importantissima. Prima ti chiedevo appunto fuori onda le caratteristiche della Val Belluna, perché anche io appunto ho l'esperienza ovviamente maggiormente radicata nel mio territorio, però se vengo nel Certo. territorio del bellunese e il coso sono un pesce fuor d'acqua. E Marco invece ha consolidato la conoscenza del Vicentino, anche nelle ultime nevicate c'è stata questa situazione differenziale di neve nella zona vicentina, anche in condizioni molto, come si può dire, di equilibrio della colonna verticale che produceva le nevicate, perché pochi 10 km, 15 più ad Sì, a ovest, poche distanze, a poche distanze. Verona non ha fatto per tanti motivi, quindi se io magari avessi fatto una previsione dettagliata su Vicenza, magari correvo con tutti i modelli che avevo, correvo il rischio di fare flop. E questo cosa vuol dire? Che è importantissimo, anzi determinante avere i modelli, però la conoscenza del territorio, specialmente nelle condizioni borderline, e questo è difficile, perché poi quando sei Certo. chiamato a dire nevicherà o non nevicherà, quando sei, allora, se diciamo hai meno 3, meno 4, una perturbazione, e lì è semplice, vedi la colonna, ma quando la colonna d'aria è così incerta che una zona diciamo limitata, c'è un comportamento a distanza di 10 km, noi tra parentesi abbiamo un microclima veramente da valle a valle, da zona a zona Sì, molto diversificato. complesso, molto variegato, Quindi è assolutamente molto sì. importante la conoscenza del posto, ecco, quindi delle località. Hai detto molto bene, guarda, poco fa, tra l'altro, in scorrimento è appunto transitata, diciamo, la pagina di Meteo in Veneto, così io spero che la regia riesca a farla, diciamo, rimettere in onda, così la vediamo tutti. Ecco, vediamo come questa è la nostra pagina a livello Facebook di associazione. E, tra l'altro domani avremo anche l'onore, la fortuna, per così dire, perché lo è, di avere anche il tuo bollettino domani sera, quindi anche lo diciamo anche anticipatamente a tutti coloro che comunque sicuramente seguiranno la pagina, quindi attendiamo veramente con ansia il tuo bollettino. Ecco, cosa Grazie. ti Allora, però, senti? volevo solo vedere che tutti i bollettini di Meteo in Veneto sono estremamente curati, estremamente Sì, ragionati, e con i piedi è per vero. terra. Adesso non è per fare, ripeto, un endorsement così gratuito, però uno dei motivi per cui veramente con felicità io mi dedico appunto tanto alla mia passione, ma ad appartenere a questa associazione, proprio perché ho visto la scientificità, l'obiettività, l'approccio corretto quando tutti gli altri hanno degli approcci gridati, esagerati, e mi Inflati, chiedo sì. perché la gente, ma perlomeno il nostro pubblico è diverso per fortuna, non capisce che sono venditori di fumo questi qui spesse volte. Bravissimo. Quindi doveva, ripeto, in questo caso qui ne parlavo anche giorni fa con Marco, avevano detto ci sarà appunto la nevicata, non dico del secolo, no, ma la grossa nevicata, perché eccetera, ma sparano le cose ancora 10-15 giorni, quando si vede che a volte si sbaglia anche dopo 2 o 3 giorni. Abbiamo fatto invece sempre con Marco e con voi tutti, insomma, ehm, ottime previsioni Analisi. quest'estate, ed per quanto riguarda i temporali. C'erano delle situazioni che anch'io
mi sono meravigliato come abbiamo fatto una cronoprevisione dell'arrivo di celle temporalesche, per cui, questo lo dico perché non è semplice, se guardate gli altri sono generalisti, sparano cavolate, ci sarà qua il tornado là, noi abbiamo, seguendo anche il no casting e la previsione a breve, e con tutti gli aggiornamenti fatti anche in meteo inverno, seguivamo l'arrivo della cella passo per passo, e quindi davano indicazioni utilissime per tutti coloro che volevano prendere dei provvedimenti per riparare i raccolti, per riparare l'auto, per insomma più energia rispetto agli anni scorsi, quindi formazioni temporali che saranno all'ordine del giorno, insomma quando arriva l'aria fredda, intervallate da periodi anche molto molto quando caldi. subentreranno dei contrasti termici anche che possano, contrariamente a quello che poteva avvenire molto tempo fa, che si arriva magari a un contrasto termico parecchio incisivo, adesso bastano anche degli sbuffi di aria un po' più fredda ad alimentare dei possibili, magari localizzati, ma dei possibili eventi anche critici. Riccardo mi è rubato proprio cioè, mi era proprio l'idea per dire che questo per far conoscere l'estrema vulnerabilità dal punto di vista temporalisco del nostro territorio. Abbiamo presentato un lavoro fatto ancora, parlo di 12 anni fa, 13 anni, di un'infiltrazione di aria. Cos'è l'infiltrazione? È proprio un'immissione limitata di aria fredda che è entrata dall'Alto Garda in un'atmosfera, quella presente alla Paraná, surriscaldata, anche sul lago di Garda, poi posso anche dire due parole, e ha formato proprio un nubifragio, ma che praticamente si è creato solo lì in zona. In tutto il resto del nord Italia non si vedeva assolutamente niente, tanto è vero che dal satellite si vedeva il centro appunto della cella che ha colpito la Zise Bardolino, e il satellite faceva vedere il plume, perché sappiamo che il temporale è una struttura, è la nube che porta una nube che ha la struttura verticale la più estesa possibile, arriva fino a 13.000 metri, quindi praticamente si vedeva. E poi appunto una volta che l'incudine del temporale viene trascinato dalle correnti, e quindi si vedeva dal satellite proprio il puntino dove era la sorgente del temporale, che era sulla guardia, e questo plume a V che si divaricava e si trovava fino sull'Alto Adriatico, per dire. E queste infiltrazioni sono le più pericolose, e anche con Marco abbiamo visto che ancora più pericolose, molto simili, sono i temporali prefrontali, che non sono assolutamente previsti a volte dai modelli. Esatto, dalla modellistica, e che, è vero. assorbendo l'energia che c'è, danno di danni anche maggiori di quelli frontali. Sì. Quindi è molto Sì, importante. perché aggiungendo in modo imprevedibile vanno, Certo, diciamo, ad impatto con l'energia presente, e quelli, diciamo, quei sistemi non sono previsti dalla modellistica, però quando arrivano possono creare dei danni non indifferenti, assolutamente sì. Infatti prendo quello che, a spunto quello che hai detto, perché appunto è imprevedibile, e purtroppo lì è stato fatto un lavoro anche di un tentativo di allertamento. Sul lago di Garda è estremamente pericoloso, perché durante la stagione balneare che ci sono i turisti, ci sono eccetera, che si trovano, vanno in motoscafo, barca, vanno ovviamente sul lago, e si trovano anche in mezzo al lago, e in quelle condizioni che dicevo prima la visibilità è proprio, cioè, come calma piatta, un grigiore, non vedi neanche il cielo. Quindi non vedendo anche il cielo, non vedi neanche il sopraggiungere un temporale. Cosa voglio dire? Che in poco tempo, nel giro di un'ora, due, uno si trova lì, e nel giro di mezz'ora tu non ce la fai mica a tornare a riva, sei sorpreso del temporale, e ogni anno, purtroppo bisogna dire, si contano vittime di diciamo diportisti, quelli che vanno col barcavela, col surf eccetera, travolti dal nubifragio, che in pochi minuti crea delle onde anche alte e del vento molto forte. Abbiamo cercato di fare un sistema di allertamento di boe luminose che potessero allertare, e almeno quelle sono visibili
anche in centro del lago, però purtroppo il progetto, e doveva esserci anche ARPA, poi il Trentino, anche i meteorologi, quelli del Bresciano, però poi la cosa non è andata avanti. Ma è molto importante quello che dicevi te, che sono improvvisi, e quando c'è quell'atmosfera grigia e piatta tu non riesci a vedere il cumulo nembo, non vedi niente, vedi un po' scuro, poi anche lì, specialmente verso nord, è comunque un po' Non scuro. è visibile ad occhio nudo, non è particolarmente visibile ad si occhio trovano nudo. preparati a trovare questa situazione. Guarda, volevo subito chiedere anche alla regia di mandare l'ultimo commento di Marco. Intanto ringrazio anche Matteo Racanello che ci sta seguendo, ci fa i complimenti Saluto, per caro l'ottima... Matteo, bravissimo. Sì, per l'ottima, diciamo, esposizione che stiamo facendo, che in questo caso tu stai facendo, perché io ti sto semplicemente seguendo. Marco dice: le anomalie termiche superficiali del Mar Mediterraneo sono e saranno sempre più determinanti in tutte le stagioni. A parer suo, in queste anomalie che vanno ricercate le basi di gran parte dei fenomeni atmosferici di particolare intensità. Mi piacerebbe una riflessione di Paolo su questo. Quindi Certo, rispondi a quello che vuole dire Marco, Marco, quello che ma ti chiede Marco. ti ringrazio per la domanda, ma tu hai già la risposta, ne sai benissimo, perché bisogna dire che Marco Rabito, oltre un superlativo previsore, è anche un climatologo che ha fatto Assolutamente, un sì. bellissimo opuscolo informativo sulla climatologia, ma io non so veramente, con i mezzi limitati che abbiamo bisogna dirsi bravi e bravo, perché dovrebbe far parte del programma ministeriale, dare questa informazione agli studenti, perché sono cose fondamentali in maniera anche semplice, e quindi appunto non capisco perché non venga fatto. Comunque ancora bravo per questa attività di didattica che lui, in cui veramente è veramente abnegato in questa attività, è doverosa veramente in maniera encomiabile. E appunto, occupandosi di climatologia, sa benissimo che si tocca un punto anche il mio scoperto, nel senso che purtroppo, prima parlavo della temperatura, parlo dell'atmosfera appunto planetaria, che mediamente aumenta di 0,1 ogni 10 anni, e l'area mediterranea è di 0,3 ogni 10 anni, quindi veramente sono dei valori molto elevati. E sappiamo, e per fortuna che è così, per fortuna che il mare, l'oceano, fa da tampone al riscaldamento globale, altrimenti la temperatura dell'aria sarebbe molto più elevata. Fa da tampone, sappiamo. Anche, scusami Paolo, anche se mi diceva Thierry che comunque Robert Luciani, che è un meteorologo dell'ARPA, che tu sai io ho Il molto a che migliore. fare, No, non voglio fare veramente ho no, l'onore di averlo come amico e questo mi sento anche dobbiamo di dirlo. ricordare, dobbiamo sottolineare, scusi, poi finisci, che Thierry Sì, aveva previsto, aveva segnato in tempo la tempesta Vaia, nessuno sì, avrebbe, è vero. quindi vai pure avanti, scusa se ti ho interrotto. No, no, figurati, mi diceva che appunto l'acidità che anche i mari Sì. stanno, diciamo, assumendo nel corso degli anni impedirà un po' l'inerzia che andrà a determinarsi nel, diciamo, portare una sorta di equilibrio del rialzo termico. Quindi arriveremo a un punto che i mari avranno talmente, fra virgolette, detto in modo semplicistico, un grado di acidità particolare che non assorbiranno più, diciamo, tutto questo processo legato, diciamo, all'equilibrio del sistema. Quindi potrebbero ad un certo punto portare ad un'impennata improvvisa legata al rialzo termico. Tu cosa ti senti di dire sotto questo Certo, infatti aspetto? stavo proprio completando che una parte appunto del surplus energetico, per fortuna, tra virgolette, viene assorbita, mi sembra sia addirittura il 90%, da parte degli oceani. Come contropartita, però, hai detto bene te, c'è l'acidificazione. Quindi significa acidificazione, oltre la perdita della biodiversità, sappiamo da tutti appunto dalle zone delle barriere coralline, che ci sono degli effetti inutili sulle cose che ci diciamo, però sono cose che stanno aumentando vistosamente. E poi appunto quando questo
diciamo, polmone, questo serbatoio sugli oceani raggiungerà un punto in non ritorno, è chiaro che poi non potrà più appunto rilasciare, cioè non potrà più trattenere tanto più calore, dovrà per forza appunto uccidere l'atmosfera. E questo appunto sarà veramente una cosa drammatica, speriamo di non arrivare a quel punto lì. Ma tornando alla domanda iniziale che poneva giustamente Marco, Marco, eh, sì. Marco Rabito, appunto, una delle conseguenze molto che può aumentare l'estremizzazione dei fenomeni è proprio questo maggior riscaldamento delle masse d'acqua e degli oceani. Allora, un primo esempio lo vediamo appunto ogni anno con il Golfo del Messico, ovvero lì appunto abbiamo una situazione di surplus energetico, quindi di acqua a livelli primi 10 metri molto più elevata di quello che sarebbe la norma, e questi sono gli ingredienti fondamentali per la formazione degli uragani. Gli uragani non sono come avvengono da noi, diciamo, formati da fronti, da sistemi frontali, ma è una pura convezione, cioè aria calda che parte dal basso, va verso l'alto e forma, diciamo, tutto l'edificio, un po' come i temporali, solo che l'alimentazione dell'aria calda non è data dalla terraferma ma dal Golfo del Messico, e questo appunto ogni anno è sempre più, diventa sempre più, almeno ci sono gli anni quando c'è il Niño, una certa situazione più intense, e quindi può produrre uragani tipo quello di Caterina, eccetera. Quindi questo è un primo elemento che quindi assumono un'indicità veramente fuori dal comune. Da noi, diciamo, in piccolo può succedere, ed è già successo, è successo specialmente in periodo di transizione, quando arrivano le prime masse più fredde e il nostro Mediterraneo risulta più caldo del normale, ed è successo anche in parte nel disastro, nella situazione di Vaia, perché in quelle situazioni sciroccali vuol dire che c'è un sistema, un flusso di aria che viene dal sud, legata alla circolazione del pressionaria, che sapete è una situazione antioraria, Bassa pressione, sì. bassa pressione, quindi pesca, specialmente quando la depressione si trova sul Mediterraneo centrale, mare con un minimo anche verso anche l'Africa settentrionale, le correnti pescano proprio aria calda da sud, che attraversando appunto l'Adriatico o anche il Tirreno, dipende dalla situazione, si arricchiscono di vapore acqueo, e aria calda più vapore acqueo è un mix proprio per la formazione di sistemi perturbati che si accentuano, questa è la parte dinamica, quando interviene anche la componente orografica. Qual è la componente orografica? Quando questo flusso caldo-umido impatta nel versante meridionale delle Alpi. Allora lì l'elemento orografico è sollevamento. Sappiamo che una massa d'aria, un pacchetto, quando viene sollevato si espande, nella sua espansione si raffredda, perché diciamo è come una particella isolata dal resto, quindi c'è un raffreddamento, dice adiabatico, inizialmente di 1 grado ogni 10 metri e ogni 100 metri, poi quando satura di 0,6 ogni 100. E quindi abbiamo la costruzione di questo edificio nuvoloso, di questo sistema perturbato, quindi nel caso di Vaia c'era tutti questi due effetti, quindi abbiamo avuto come risultato precipitazioni eccezionali, oltre 500 mm di pioggia in 48 ore, mi sembra, e dei venti altrettanto intensi fino a 120 km/h, responsabile della distruzione delle foreste lì della nostra regione, nel Trentino, nel parte del Friuli, perché appunto c'era questa componente di vento, questo gradiente che poi alla fine è dato proprio da questo contrasto, il gradiente di vento è proprio dovuto alla differenza dei centri di pressione, bassa pressione, alta pressione, e poi questa canalizzazione verso il nord. Quindi tornando a Fagiolo, l'aria, cioè l'acqua calda, diciamo, più calda normale, determina un trasferimento di calore all'aria che ci scorre sopra, specialmente quando, anzi,
quando il sistema viene da sud. Ad esempio, anche per fortuna è durato poco, una testimonianza l'abbiamo avuto nell'ultima componente sciroccale, che addirittura ha portato il pulviscolo, quello delle sabbia del deserto appunto del Nord Africa, con trasferimento specialmente nella penisola iberica, ma anche da noi, con il risultato appunto di avere sulle Alpi dove c'era la neve questa colorazione rossastra dovuta alla polvere sahariana che si è depositata. Quindi, per farvi vedere come questo trasferimento meridiano è molto efficace quando ci sono queste strutture depressionali collocate in posizioni particolari. E ripeto, nei periodi di transizione, specialmente dall'estate all'autunno, o meglio ancora dall'autunno all'inverno, quindi verso ottobre, novembre, abbiamo questi contrasti termici di aria fredda che arriva, il mare è ancora caldo. Ecco cosa succede quando c'è una sinottica particolare, questi estremi di precipitazione. Devo dire, Paolo, che sei stato veramente chiarissimo con tutti noi, anche con le persone che magari sanno poco al riguardo, ma è proprio questo l'aspetto importante, la comunicazione anche semplice, chiara, dettagliata, nel far comprendere come anche si va a creare poi una condizione atmosferica, meteorologica particolare in determinate situazioni. Io, Paolo, se non hai altro da aggiungere, ti saluterei, ti chiedo di rimanere in diretta. Ti chiedo di rimanere in diretta per i saluti finali nel fuori onda, ovviamente. Se vuoi dire qualcosa anche a nome di Valdo TV e a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, ti lascio la parola. Sì, niente, io ringrazio ancora della vostra ospitalità e sono ben felice di conoscere, di aver conosciuto Valdo TV, che, come ho detto all'inizio, dà dei prodotti veramente di estrema qualità, cosa che non è facile anche nelle emittenti a livello anche regionale trovare una profondità di informazioni e di livello di appunto funzionalità fattiva del nostro territorio e delle problematiche che ci interessano. Quindi veramente mi ha fatto più che mai piacere questa vostra conoscenza ulteriore e questa partecipazione di questa sera. Quindi grazie a tutti voi di avermi appunto ospitato. Grazie a te. Vedo che comunque Marco ci manda un'altra domanda, cioè un'altra riflessione più che altro, ci invia un altro messaggio, poi concludiamo perché altrimenti ci inoltriamo troppo. Allora, queste circolazioni similtropicali in Mediterraneo, sempre più frequenti, sono produttive di una vasta gamma di fenomeni estremi. Per Vaia, l'abbattimento di milioni di alberi e risvolte alluvionali. Il 12 novembre del 2019 l'acqua alta eccezionale di 187 centimetri a Venezia, mareggiate capaci di mangiare le nostre spiagge. Insomma, dobbiamo essere consapevoli, dice Marco, che siamo di fronte ad una rinnovata normalità, quindi ad un clima che sta inesorabilmente cambiando molto velocemente. Giusto? Concordo perfettamente, ha fatto benissimo, ringrazio Marco a ricordare, mi era sfuggito proprio quelle situazioni sciroccali hanno determinato il fenomeno dell'acqua alta, e proprio quell'anno lì appunto abbiamo avuto il superamento del numero di casi maggiori di acqua alta a Venezia, non so se fosse stato 9 o 10, non mi ricordo. Quindi questo testimonia come aumentano queste situazioni, quindi queste situazioni di forti venti anche meridionali in queste, e anche la loro intensità. Quindi dobbiamo proprio parlare, ormai convincersi che siamo di fronte a una nuova normalità. Anche, tra parentesi, ecco, proprio di nuova normalità, e concludo, anche
io sono rimasto io e anche altri, insomma, c'è riferimento, sapete, quando un fenomeno di temperatura e di precipitazione fa riferimento al periodo 60-91, 1960 come riferimento climatico, ma salta tutto perché non possiamo più fare questo riferimento perché è cambiato il clima da allora, quindi ecco che dobbiamo riferirci all'ultimo trentennio, ecco, per vedere queste variazioni, fare capire che è altrettanto dobbiamo aspettarci che la nuova normalità sarà data da questi episodi estremi in tutti i sensi, di precipitazioni, intensità concentrate, periodi prolungati siccitosi, onde calde che appunto specialmente le grandi città determinano veramente un numero anche in persone anziane di decessi non indifferenti. Io ho lavorato su Diciamo quell'ondata dei calda disagi, Paolo, del diciamo dei 2000, disagi il 2000, bioclimatici. infatti il 2003 c'è stato un sacco di decessi in Francia, non ne parliamo, in tutta Europa e anche in Italia, ecco, quindi, e dobbiamo aspettarci che adesso speriamo non così forti, però ogni 7, 8, 10 anni dobbiamo mettere in conto che possono esserci queste ondate molto calde e prolungate durante l'estate. Assolutamente, hai detto molto bene. Io Paolo ti ringrazio a nome anche di Baldo TV davvero per la preziosa collaborazione che hai dato a questa puntata di Bel Tempo si spera. Spero che tu abbia la possibilità, anzi se ti fa piacere nelle prossime puntate, spero ci sia ancora l'occasione per essere nostro ospite, magari cerchiamo Volentieri. anche di pianificare quale tematiche poter, diciamo, affrontare, perché come sappiamo abbiamo delle tematiche molto diversificate che è corretto anche approfondire, soprattutto per volgere all'utenza che ci segue alla maggiore comprensione e conoscenza anche del nostro territorio, perché come dicevi tu giustamente, la malinformazione incombe, purtroppo le persone magari anche per scarsa conoscenza non Certo, riescono a riconoscere la giusto. sana comunicazione da quella che non lo è, e quindi è giusto portare, diciamo, anche le persone in un binario che debba essere quello più corretto e diciamo concreto possibile. Parole che Ecco. condivido al 100%. Grazie mille. Paolo, io ti ringrazio. Quindi Paolo Grazie a te. Frontero, meteorologo fisico dell'Associazione Meteo in Veneto, quindi anche presente come diciamo meteorologo ampro proprio dell'associazione, quindi grazie per la tua ospitata questa sera. Noi ora concludiamo la puntata di Bel Tempo si spera dando uno sguardo molto rapido alla situazione per quanto riguarda la previsione per la giornata di domani, martedì 16 febbraio. Come diceva anche giustamente prima Paolo, condizioni ancora di alta pressione, quindi stop quindi all'irruzione di aria fredda. L'alimentazione ora sarà diciamo legata all'alta pressione atlantica che rinforza, che si espande quindi su gran parte del Mediterraneo, quindi le condizioni predominanti saranno la stabilità con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, da segnalare qualche sottile velatura che sarà presente un po' per tutto l'arco della giornata di domani, in particolar modo tra le ore centrali e di pomeriggio, un po' su tutta la regione, ma nello specifico quindi in questo caso anche tra Prealpi, Pedemontana e Dolomiti. Non escludiamo anche locali riduzioni di visibilità sulle aree interne della pianura, ma nulla di particolarmente significativo. Le temperature sono tendenzialmente in rialzo, specie per quanto riguarda le massime in quota. Anche le minime tenderanno comunque ad innalzarsi più concretamente in quota, ma avremo comunque dei rialzi anche a fondovalle, sia per la presenza di qualche velatura, ma anche proprio per il contributo di aria un po' più calda che andrà quindi a sostituirsi alla sedimentazione di aria fredda che ci ha interessato proprio nei giorni precedenti. La ventilazione sarà inizialmente tesa forte dai quadranti nord-occidentali in quota, in particolar modo sulle Dolomiti, non escludiamo anche delle raffiche di föhn in alcune valli dolomitiche. Sulla pianura invece abbiamo una ventilazione inizialmente da nord-est, debole e moderata, leggermente più sostenuta a tratti sulla costa, ma comunque in attenuazione
nel corso della giornata. Diamo uno sguardo anche alla tendenza per mercoledì 17 febbraio, una situazione diciamo di transizione, avremo ancora una giornata del tutto soleggiata, aumenta un po' però il tasso di umidità relativa, specie nella seconda parte della giornata, anche la ventilazione inizierà a variare, quindi a disporsi dai quadranti occidentali o sud-occidentali in quota, quindi anche a intensificarsi poi entro le ore serali, segno che, come diceva anche giustamente Paolo durante la diretta, tra giovedì e la prima parte di venerdì ci potrebbe essere una maggiore ondulazione in quota, quindi una maggiore probabilità anche di umidità in rialzo, ma anche proprio da valutare un possibile episodio, diciamo, leggermente perturbato che potrebbe, diciamo, temporaneamente interessarci tra giovedì sera e venerdì, ma rimaniamo comunque con delle riserve in tal senso. La giornata di mercoledì sarà ancora prevalentemente soleggiata, ancora inizialmente qualche velatura presente sulle Dolomiti ma in allontanamento. Il pomeriggio lo vediamo cielo del tutto sereno o al più poco nuvoloso, poi nelle ore diciamo serali e notturne intensificazione di foschie o banchi di nebbia che saranno più presenti sui settori pianeggianti interni come anche nei fondovalle prealpini. Le temperature sono in rialzo ulteriore, quindi la tendenza sarà proprio all'aumento termico che sarà più avvertito per quanto riguarda le massime in quota, ma anche le minime inizieranno ad aumentare in modo maggiormente considerevole, inizialmente in quota, ma poi nei giorni successivi vedremo un rialzo sostanzioso anche nel fondovalle, quindi avremo anche la cessazione di brinate o gelate notturne a bassa quota. Bene, con questo ho davvero tutto, ho concluso. Da Riccardo Mazzocco la rubrica Bel Tempo si spera, questa serata termina qui, noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo ospite d'eccezione. Vi ringraziamo per l'ascolto, ringraziamo ancora una volta Paolo Frontero, meteorologo fisico, diciamo anche, possiamo dire, un'illustre figura nella scienza, appunto, nella meteorologia, e ovviamente anche facente parte dell'associazione AMPRO, appunto, legata sempre a Meteo in Veneto. Io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Arrivederci.